Si è svolto a Casa San Filippo Orange the World dalla Valle dei Templi di Agrigento, un'iniziativa fatta dall'Inner Well Club che ha visto la partecipazione di qualificati relatori. Il video realizzato alla Valle dei Templi si potrà visionare integralmente sul nostro sito YouTube, il servizio di Margherita Trupiano. Time keeps turning like a wheel, and the face of our world is changing forever. We'll accept the challenge, that's for real, with responsibility, and we'll make it together. The power from deep inside, the energy to do it right, is the axle making the wheel go round. In a wheel, it's hope that we are giving. In a wheel, it's charity we are living. In a wheel, we can help, we can heal, standing together in a Un video per parlare di violenza contro le donne con lo sfondo della Valle dei Templi, che è simbolo di mondi e culture diverse che si incontrano nel segno della pace, dell'armonia e della bellezza, e che rappresenta il naturale scenario nel quale l'Inner Wheel di Agrigento ha voluto lanciare grandi messaggi di riflessione e insegnamento perché la società possa crescere e plasmarsi verso un modello che consideri la donna nella sua immensa dignità e forza. Testi di grande profondità umana che scivolano nella pura poesia, scritti dalla presidente Patrizia Di Giovanni Vitellaro, che hanno catturato l'attenzione di una platea di giovani scolaresche. Un modo certamente toccante e completo di rapire il pubblico sul problema della violenza sulle donne, e poi la presenza di relatori di grande impatto ha fatto il resto. Una riuscitissima iniziativa avente al centro i 16 giorni di attivismo Orange the World contro la violenza sulle donne del club Inner di Agrigento, con i contributi di specialisti, un'idea, quella di Patrizia Di Giovanni Vitellaro, che ha voluto lanciare forti appelli, ripresi dal viceprefetto vicario di Agrigento, Elisa Vaccaro, integrati dalla testimonianza di Mimma Mazzara, vicaria del presidente del tribunale, e ancora dal direttore dell'ASP Giuseppe Capodieci, dalla presidente dell'Ordine degli Avvocati Vincenza Gazziano, dalla dirigente scolastica Milena Siracusa e dalla psicoterapeuta e direttrice facente funzioni dell'unità operativa dell'ASP che si occupa della gestione dei consultori, Olga Minano. Alice Schembri e la sua triste storia di suicidio a seguito di revenge porn è stata al centro dell'evento, che ha registrato la presenza della mamma di Alice, che ha ricevuto un mazzo di fiori in segno di vicinanza, partecipazione dell'Inner Wheel e sostegno al dolore della famiglia. A conclusione dei lavori, 2 socie del club direttamente coinvolte nel video, Claudia De Luca e Costanza Gaccioppo, hanno ringraziato con commozione la presidente Di Giovanni Vitellaro per l'impegno, la sensibilità e la capacità di trasmettere un forte messaggio di educazione e prevenzione del fenomeno. E devo dire che sono emozionata, sono commossa, perché questo è lo che creano. Io vorrei avvicinare le mie 2 creature, tra virgolette, perché sono state eccezionali. La terza macchina è stata trattenuta inevitabilmente per motivi di lavoro. E con loro che abbiamo vissuto, diciamo, 2 mesi intensi, abbiamo lavorato, abbiamo scritto, abbiamo fatto i testi, abbiamo deciso anche le nostre performance, e grazie anche al nostro direttore del parco, la disponibilità del parco che ci ha concesso la Valle dei Templi, i nostri templi, noi possiamo permetterci proprio questo richiamo di Orange the World
dalla Valle dei Templi, perché è mitico, è diciamo un richiamo pesante che ha una valenza globale, nazionale, che coincide con la campagna Orange the World, che diciamo anche oggi ha il suo peso qui ad Agrigento. Il richiamo Orange the World dalla Valle dei Templi. L'incontro di oggi mi è piaciuto tantissimo perché comunque abbiamo potuto analizzare alcune delle tematiche che sono molto frequenti per noi giovani ma che spesso non vengono adattamente trattate all'interno della scuola per mancanza di tempo e che comunque ci hanno aperto gli occhi su tantissime cose. Poi l'intervento degli specialisti è stato veramente utile per capire quelle che sono le vere problematiche in questo ambito, quindi è stato molto istruttivo oggi per noi.